Abbiamo ascoltato Luciano Ligabue con Certe notti, ogni tanto si tirano fuori dal cassetto anche se mi questi ascolta mia vecchi dischi. moglie ti direbbe è la che canzone cosa? che cantava Ivan sempre nei karaoke. Lascia stare. Ivan Scinardo, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, ci piace ricordarti in questo modo, non avere queste immagini che si sovrappongono e ci mettono anche in crisi esistenziali, anche perché abbiamo un ospite che ci attende per raccontare un film in uscita in sala proprio fra 2 giorni. Sì, è imminente, perché uscirà in sala il 30 novembre Doppia coppia, la fiaba della prima principessa azzurra della storia. È un film di Igor Bidau, è collegato con noi. Benvenuto. Ben arrivato. Grazie per l'invito, ciao a tutti, sono onorato di essere qui. L'onore è tutto nostro, grazie anche al ponte che ci ha creato Raffaella. Igor, ti voglio chiedere subito, io ho trovato 2 locandine, una è questa e l'altra è questa. Devo dirti che questa mi piace tantissimo. E chiedevi come mai questa confusione? A chi piace l'una, a chi piace l'altra? Ci sono 2 fazioni nascoste dietro queste locandine. In realtà sono 2 versioni, una quella cinematografica e l'altra per streaming. Abbiamo deciso di usare questa linea perché in quella per il cinema c'è un contesto naturale che poi è uno degli elementi, è il quinto protagonista del film, che è il bosco e la montagna. Che è questa, per le sale. Questa è delle sale. Questa invece è per lo streaming. Questa è per lo streaming, dove puntiamo ovviamente alla bellezza della Toscana, quindi abbiamo utilizzato uno stereotipo, qualcosa di più grafico, di più incisivo visivamente. Senti Igor, ci accompagneranno poi quando andremo su Facebook le immagini del trailer del film, ma mi piace molto questa storia che hai voluto raccontare. Parliamo di coppie, quindi doppia coppia, quindi 2 coppie che si ritrovano a passeggiare appunto nei boschi, sono amanti del trekking, e mi piace questa nota di regia, e ti do il là proprio per parlarne. Avventurarsi sui rapidi sentieri dell'amore senza perdere per sempre l'amicizia. Oh. Igor. Sì, allora il film è una commedia romantica, è un film leggero, quindi tratta degli argomenti con leggerezza, ma ha un'anima molto profonda, perché nasce da un pensiero profondo, cioè di come in questo periodo così travagliato che abbiamo passato negli ultimi anni si potesse ricercare e ritrovare la nostra umanità. Come è successo per tante persone, ci siamo ritrovati nel bosco a camminare da soli, abbiamo riprovato il contatto con la natura e da lì è nata quest'idea. Cioè, perché non parliamo di 2 sentimenti che sono alla base delle nostre relazioni, che sono l'amicizia e poi l'amore, in un contesto che mette in risalto proprio questi 2 sentimenti, e quindi il bosco. Mi piace, hai messo una bellissima immagine del film che a me evoca i campeggi estivi della nostra adolescenza. Infatti il film racconta la storia di questi quarantenni che sono ancora un po' immaturi emotivamente, che si ritrovano ad essere nuovamente giovani e finalmente a trovare l'amore che non hanno avuto la fortuna di trovare fino ad adesso. Sono bellissimi scatti, Eliana, se ti fa piacere vediamo anche un po' di immagini. Facciamo subito il nostro switch, ci spostiamo in diretta streaming sulla pagina Facebook, dove possiamo ovviamente vedere, non solo ascoltare, ma per chi in questo momento sta ascoltando, che si fa? Arriva Tiziano Ferro con Senza scappare mai più. Allora, cosa abbiamo preparato? Abbiamo preparato il trailer, film, sì. Allora lo guardiamo insieme. Questo è il trailer da vedere immediatamente, doppia coppia, vediamo che succede. Ci sono dei momenti in cui la vita ti sembra perfetta e vuoi alzare ancora il tiro perché ti senti invincibile. Niente può andare storto. Per il weekend, se vieni in città con noi pago tutto io. Tu ti immagini se io mi innamoro di uno e poi scopro che a letto è una frana? Avete avuto un incontro con un gatto selvatico o un momento di sesso selvaggio? Gatto! Che il cuore è come una serranda. Se rimane chiuso non ci entra più niente.
beh. Stavo guardando, stavamo sorridendo, brevissimo, conciso il trailer, ma poi, già carico di sì, assolutamente, simpatia. Eliana, tra l'altro c'è, mettendo in evidenza quello che ha detto Igor, la leggerezza del racconto, ma anche l'intensità del rapporto di coppia e delle coppie, no Igor? Sì, come ti dicevo prima, è una commedia romantica, ma ci sono dei momenti molto emozionanti, quindi lo spettatore in alcuni momenti ha empatia perché si rivede, ognuno di noi ha avuto un amore travagliato, ognuno di noi ha provato quei sentimenti lì, quindi questo era un ottimo gancio per creare una storia d'empatia. E in modo comico ci si riflette, ci sono dei momenti divertenti, però sempre con questo messaggio profondo. Senti, nel press kit che mi ha mandato Raffaella, io che poi mi sento un archeologo col pennellino che deve andare a scovare tutte le notizie più interessanti, hai scelto una località veramente suggestiva che è Vallombrosa, questa località turistica che è nata agli inizi del Novecento, che ha dei paesaggi mozzafiato. Ecco, hai fatto uno scouting delle location, perché hai scelto Vallombrosa? Allora, l'ho scelta perché è una località che ha una storia incredibile, cioè si potrebbe scrivere un film sulla nascita di questo posto, che fu fondato da un conte che tornato dall'America, dove aveva costruito la transoceanica, cioè la ferrovia transoceanica che collegava New York a Los Angeles, decise di costruire una ferrovia che andava da Firenze, una cremagliera a Firenze a Vallombrosa. Questo posto ha avuto negli anni 20 una fama, una notorietà, veniva chiamata la Svizzera d'Italia, e poi con la rivoluzione del trasporto gommato questa ferrovia fu dismessa e il posto è caduto nel dimenticatoio. Quindi è una fotografia rimasta ferma a quegli anni. Bellissimo. Ed è un luogo magico, c'è chiunque va, è un posto conosciuto, ancora rinomato, però chiunque va trova questa magia. È la magia raccontiamola anche sì, a chi ci ascolta sì. alla radio, perdonate, perché la location fa tanto in questa storia, quindi facciamo lo switch. Un luogo in particolare è quello che caratterizza lo svolgimento della trama di Doppia Coppia, e con Igor Bidao, con il regista, stavamo raccontando questo luogo che ancora oggi conserva quel fascino un po' decadente di quando era un posto anche particolarmente in auge, particolarmente fashion, come si direbbe oggi, alla moda. Sì, era un luogo frequentato dai VIP dell'epoca, quindi era frequentato da D'Annunzio, da personaggi di un certo spessore, e quindi ci sembrava lì ideale, anche perché ci sono dei luoghi, la scena madre del film è ambientata sotto un albero di fronte a una vasca monumentale che è meravigliosa, c'è una cosa incredibile. Sì, anche attraverso questa foto si vedono proprio queste vallate, questi paesaggi mozzafiato, ma soprattutto questi cammini. Senti Igor, rileggendo un po' la sinossi del film, mi veniva in mente un film di qualche anno fa, che era appunto Perfetti Sconosciuti di Genovese, che metteva in crisi un po' i rapporti. Queste lunghe camminate che tu hai voluto raccontare nel tuo film mettono anche a dura prova queste coppie protagoniste. Sì, le mettono a dura prova perché il bosco, come qualsiasi altro elemento naturale, ti pone di fronte a te stesso, non puoi fuggire, quindi non sei in città e nel momento di difficoltà puoi prendere la macchina, un autobus e sparire. Lì sei da solo con te stesso e con l'altra persona, quindi proprio il concetto che ti ribadivo, il fatto di trovare la location perfetta per raccontare una storia del genere ti pone nella condizione anche di riflettere sulle cose importanti della vita, e in questo caso è
innanzitutto l'amicizia e poi come l'amicizia, che a volte è vero amore, ma abbiamo paura di andare oltre. Quindi tutti abbiamo avuto un amico, un'amica del cuore, e molte volte ci siamo fermati, non siamo andati oltre per paura di rovinare quel rapporto, mentre invece la nostra protagonista poi avrà il coraggio di dichiararsi. Che coraggio che ci vuole, ragazzi. Mi hai coraggio. Scusate, c'è molto coraggio, ed era importante che questo coraggio venisse fuori da una figura femminile. Quindi era anche questa la nostra intenzione, raccontarlo dal punto di vista femminile. Per quello il sottotitolo del film, la fiaba della prima principessa azzurra della storia. Infatti lo stavo leggendo e appunto te lo stavo chiedendo, quindi è un sottotitolo. Potrei raccontare anche una curiosità, se noi lo vogliamo sapere, certo. Il primo sottotitolo era la storia della prima donna che ha cambiato un uomo. Ok. Che era uno stereotipo certo. Un concetto molto importante, ma siccome non è mai successo, esatto. non volevamo raccontare una bugia, allora l'abbiamo cambiato. Che onestà intellettuale, che grande onestà intellettuale, Igor. Bene, ricordiamo anche gli altri attori del film. No, ma lo chiediamo anche a Igor di citare gli altri attori. Noi qui li vediamo in locandina, ma anche per sapere se avevate già collaborato insieme, come è arrivata questa anche selezione. Allora, diciamo con Michele Stefano questo è il terzo film che abbiamo fatto insieme. È un film anomalo perché in questo film loro non sono i loro personaggi televisivi, ma sono dei personaggi tridimensionali, quindi loro interpretano dei ruoli che non sono il loro stereotipo tipico. Quindi è stata una sfida anche per loro. Secondo me ci sono riusciti molto bene, mentre invece ovviamente per il pubblico amante della comicità Pino e gli anticorpi sono un caposaldo degli ultimi anni. Sì, sarà magari anche divertente e interessante per i loro fan vederli in una veste diversa. È vero. E questo è bello. È bello, li mette anche in una condizione di far vedere quello che sanno fare, perché hanno un bagaglio culturale e di formazione molto importante. Mentre invece le due protagonisti femminili, Fernanda che è Emanuela Mascherini, ci conoscevamo da tempo ma non avevamo mai lavorato insieme, ma avevamo il desiderio di farlo. Quindi ci siamo una promessa, prima o poi faremo un film insieme. Quando ho avuto il ruolo adatto per lei gliel'ho proposto. Maria Celeste Sellitto l'avevo già conosciuta in un film precedente, lei è abituata a ruoli drammatici, mentre qui invece ha un ruolo comico, quindi anche lei ha fatto una buona prova d'attore. A me piace molto come si è avvicinata al personaggio e gli ha dato questa veste comica molto importante. Guarda, noi siamo curiosissimi di vedere questo film. Ricordiamo, esce in sala il giorno 30, quindi dopodomani, giovedì 30 novembre è in sala, e noi siamo felici di aver potuto anticipare tutto questo con questa bella chiacchierata con il regista Igor Biddau, e quindi grazie ancora Igor per essere stato qui con noi. Ho fatto una mia ricerca rapidissima, Igor, prima di salutarti. Maria Celeste Sellitto ha fatto il centro sperimentale di cinematografia, ha studiato recitazione, quindi era una piccola vanità e orgoglio dalla scuola. Emanuela Mascherini, ovviamente, sono grandi professionisti, è stato molto bello e anche molto semplice, devo dire, no? È stato un film rispetto ad altri molto meno travagliato. Questo è bello, e quindi speriamo che sia altrettanto semplice da poter sorridere, poter passare una bella serata guardando questo film. Grazie ancora. Grazie. Grazie ancora Igor Biddau, a presto. Dal 30 novembre. Ciao Igor. Ciao. Grazie a te. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo per i saluti finali di questo Open Day Cinema su Radio In. I consigli di